Allora, Turchia sì o no in Europa? Comincerei dalle Causin, che sta così in mezzo tra Pettenò e Zettin. Come mai per una volta lei è d'accordo con Berlusconi? No, non è che sono d'accordo con Berlusconi. Ci sono 3 governi successivi, il primo Berlusconi, il governo Prodi e l'attuale governo Berlusconi, che hanno fatto un atto amministrativo, cioè hanno dato un parere positivo all'ingresso della Turchia. Quindi è una linea del nostro Paese quella di dare un parere positivo alla Turchia, che non è tanto legata a delle ragioni culturali, ma legata a delle ragioni di tipo economico e politico-strategico. Economico perché la Turchia dal 2002 a oggi ha incrementato il proprio prodotto interno lordo del 410%. Ha un debito pubblico che è 1/3 del debito pubblico dell'Italia, il rapporto debito pubblico-PIL, 44% di indebitamento rispetto al 116% dell'Italia, ha incrementato di 8 volte il reddito pro capite e dal punto di vista anche strategico, militare e anche dell'interesse rispetto ai gasdotti che vi passano, agli oleodotti che vi passano, per l'Europa rappresenta una grandissima opportunità. L'ultima valutazione che riguarda l'aspetto culturale è che il rapporto con l'Islam è un rapporto inevitabile dal nostro punto di vista, e se io devo scegliere con che Islam rapportarmi, preferisco un Islam laico e moderato. Stefani. Devo dire che sono totalmente contrario alle affermazioni dell'amico, ma sì, sarebbe tutto da contestare fin dall'inizio. Prima di tutto non è detto assolutamente, non è vero assolutamente che ci sia un parere positivo dell'Italia. È stato espresso un parere positivo per una disamina di tutte le possibilità che avrebbe o non avrebbe la Turchia per poter entrare in Europa. Da qui a dire che un domani, fra 2 anni, fra 5 anni la Turchia entra in Europa, ce ne passa di strada, anche perché ci sono, mi pare, aperti 35 protocollo di Copenaghen che la Turchia deve assolutamente rispettare, rientrare in questi parametri per poter accedere, per avere la possibilità di non avere il veto per poter entrare in Europa. Da quanto mi risulta, di questi 35 protocolli ne sono stati aperti soltanto 5 e questi 5 presentano dei dubbi e delle incertezze notevoli da una recentissima indagine fatta dalla Commissione europea. Pertanto, sì, dopo, per quanto riguarda il prodotto interno lordo della Turchia che è aumentato, là ce ne sarebbe da dire, la Turchia continua a essere un paese assolutamente povero in confronto al resto dell'Europa, che potrebbe assolutamente portare dei problemi notevoli.